E buongiorno a tutti, ci troviamo in biwario settimanende e campa qui in CFM, di già un nostro terzo giorno, e ci andiamo al centro di un paese, oggi per ritrovare un impiegato di Meria, si chiama Joseph Lugiani, detto Chatogni, assai conosciuto dunque in biwario di un centro Corsica, impiegato a Meria di Iuario da poi 1977, 43 anni dunque di servizio. Ritroviamo subito. RCFM e Campacui. Tutto il mondo, è un paese e ci si sta bene, è campo da un cabrone all'astro. Ho cominciato a Meria e a momenti c'è già sorte, sarà già ritirata a quest'anno che bene, si vuole. Andava, quest'anno che bene, andava 44 anni, così non mi sbaglio mica. Ma abbiamo capito tutto faccio un paese. Sono un buntello paese, come un anziano amico aggiunto che era a Meria, dice, cosa saluto Stefano, mi dice, tu sei un buntello paese. Vabbè, mi occupo di un trasporto scolare di zidelli per farli mangiare a mezzogiorno, o centro a 3 km a Beppe, mi occupo dell'acqua, mi occupo di estrette, pulisce estrette, e dopo faccio assai il Camposanto, a Ieja, e qui in fin di settimana sono olive, mi occupo un vecchi a fare crocette, c'è assai a fare. C'è da occuparsi nel paese, assai. Ne faccio anche di più, mi chiamano anche a 10 ore di sera, quando ci sono dei problemi nella strada, che c'è una vacca morta, mi chiamano, quando c'è una fuite d'acqua, una volta aveva avviato 2 o 3 giorni di congé e era regolato con l'amico Laonino. Quando sono giunto qua su ho visto pieni di messaggi nel tomo portabile di Ameria, ho detto c'è qualcosa che non va mica. E quando sono giunto non c'era mica acqua a Fontana Diana. E come conosco il cioccolato e c'era i greppini sono appena date, giusto tappate e l'acqua è giunta. Allo stesso momento a Roma, dove gioco Baba, sono stati 8 giorni senza acqua. E il mio ario, in cui dice pigiatone, una mezza giornata senza acqua. Io quantunque una bella proa che mi occupo del mio paese. La suite des Campacus à Biwario, c'est demain, et demain nous remonterons à Vite-Savonne à retrouver une ancienne chef de gare et restauratrice qui nous attendra donc dans ce hameau de Vite-Savonne. Elle s'appelle Rosie Zagnoli. A nomare dunque per un nostro quarto giorno dei Campacui in Biwario. RCFM e Campacui.